numero 11 Ilaria Moriconi, numero 18 Gabriele Narviciute, numero 31 Melain Olodo, numero 34 Josephine Di Fine. Il coach è Mara Buzzanca. Nuova Pallacanestro Treviso, il capitano numero 0 è Elena Strevi, numero 2 Emma Franceschini, numero 3 Benedetta Bocchetti, numero 4 Fabiana Prete, numero 7 Marta Buranella, numero 9 Jamila Camara, numero 10 Matilde Baron, numero 11 Aminata Camara, numero 14 Edita Falenzik, numero 19 Elea Jacot e il numero 22 Sveva Nicora. Il coach è Mario Conte. Arbitrano la gara la signora Chiara Corrias e il signor Antonio Marenna. Al referto Alessio Tomei, 24 Arianna Ronfini e alla crono Silvia Milan. Buona partita a tutti.
Buon pomeriggio dal Pala Pascale di Treviso, buon pomeriggio per il campionato di Serie A2 femminile ed è naturalmente la nona giornata del girone di andata del campionato con un incontro qui a Treviso tra la formazione di casa, la IVMA Pallacanestro Treviso e naturalmente la Passalacqua Ragusa che arriva e sale la penisola naturalmente per arrivare in terra trevigiana. Vediamo le due formazioni, le due rose che sono in campo, con il numero 3 Elena Mallo per Passalacqua Ragusa, poi con il 4 Chiara Consolini, con il 5 Elena Marras, con il 6 Ginevra Cedolini, con l'8 Federica Mazza, con il 10 Beatrice Stroscio, con l'11 Ilaria Morriconi, con il 18 Gabriela Nadriciute, con il 31 Melanie Olodo e con il 34 Josephine Define. Coach è Mara Buzzanca, il risponde l'IVMA Treviso con Elena Streri, la capitana con il numero 0, con il numero 2 Emma Franceschini, con il 3 Benedetta Bocchetti, con il 4 Fabiana Prete, intanto la gara ha preso il via, con il 7 Marta Buranella, con il 9 Jamila Camara, con il 10 Matilde Baron, con l'11 Aminata Camarà, con il 14 Edita Falensek, con il 19 intanto ci sono i primi 3 punti a canestro a referto per quanto riguarda, anzi 2 punti per quanto riguarda Passalacqua Ragusa che passa quindi a condurre subito per 2-0. Con il 14 vi dicevo Edita Falenzic, con il 19 Elea Jacquot, con il 22 Sveva Nicora per la rosa e per la formazione schierata appunto da Conte e mandata in campo da coach Mario Conte quest'oggi. Arbitrano la gara la signora Chiara Corrias e il signor Antonio Marenna, al referto Alessia Tonere, al 24 Arianna Ronfini e al crono Silvia Milan. Entriamo in diretta quando sono trascorsi e mancano da giocare del primo quarto 9 minuti esatti, con la formazione di casa che sotto di 2-0 c'è il fischio dell'arbitro che blocca l'azione e il primo fallo a favore della formazione trevigiana, che viene da un momento particolarmente negativo perché tutti si aspettavano che almeno in quel di Alcamo si potesse strappare una vittoria scacciacrisi importante, invece così non è stato. Arrivano intanto i primi 2 punti per la formazione di casa. Vi dicevo, non è stata così perché anche ad Alcamo la formazione di Conte è andata sotto pesantemente, riportando appunto una pesante sconfitta, e adesso sì dovrebbero essere 3 punti per la formazione del Passalacqua Ragusa che passa a condurre 5-2, cerca l'impostazione ancora la formazione di casa, non riesce a togliersi la marcatura aggressiva a uomo in questo caso della formazione del Passalacqua Ragusa. Deviazione, c'è il tocco per deviare questa palla, ma poi l'ultimo tocco è delle maglie bianche della formazione di Treviso e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa già effettuata per quanto riguarda Ragusa, che prova a manovrare con la numero 10 Beatrice Stroscio, fa girare il pallone ancora con il tentativo di 3, non riuscito.
non riuscito con il numero 11 Ilaria Morriconi, che non mette dentro da 3 ma va a guadagnarsi 2 tiri liberi per il fallo subito. Va in lunetta Morriconi. Primo libero trasformato, il secondo ancora per Morriconi, e mette dentro il secondo. Ce n'è un terzo. Sette a 2 intanto con la terza realizzazione, sì, 3 su 3 dalla lunetta per Morriconi, quindi 8 a 2 il vantaggio di Ragusa. Ragusa è formazione di alta classifica, mentre dobbiamo fare i conti con Treviso, che deve cercare assolutamente di togliersi al più presto dalla bruttissima posizione di classifica dove si trova attualmente, per cercare naturalmente di dare un senso a questo campionato. Ed è un buon tiro da 3 intanto per Treviso con la sua numero 22 Sveva Ancora, che va a trasformare 5 i punti per Treviso, 8 invece per Ragusa. Ragusa che viene ancora sotto, fa girare palla, entra, sceglie di penetrare, c'è il fallo, passi di Beatrice Stroscio, che ferma l'azione e concede palla alle trevigiane. Per la metà campo la play Jacot, che porta palla, poi Streri, la capitana, va a trovare il tiro, no, ci ripensa, mette sotto canestro, l'arbitro vede un fallo guadagnato dal numero 14 appunto di Treviso, dalla Falenzix, che blocca tutto, e si andrà con questa rimessa in gioco di palla per far viaggiare ancora Treviso che con Prete cerca di velocizzare il tutto, poi si alza, palla sbagliata completamente da parte del 19 Jacot, che non riesce a trovare il canestro. Dalla parte opposta subito si butta in un cost to coast per realizzare il 10° punto per la formazione di Ragusa. 10 a 5 per il momento nel primo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Si gira bene e mette dentro questo bel canestro Falenzik, che porta e riporta a 3 lunghezze di distacco la formazione trevigiana di Conte, che è in piedi davanti alla sua panchina per spronare le sue giocatrici. È buono questo canestro in entrata, altri 2 punti pesanti per Ragusa. Viene in avanti la formazione trevigiana. Jacot ancora per Nicola, blocca tutto, attenzione, si gira altrettanto bene dalla parte opposta, bene Falenzik, che in fase di realizzazione riesce ad aver ragione per ben 2 volte della marcatura della giocatrice di Ragusa, che quindi le ha lasciato un po' di spazio, l'ha colpita per 2 volte. Ancora Ragusa dalla parte opposta per cercare subito di replicare, palla che però voleva andare a servire Beatrice Stroscio, che non ha preso il pallone, palla che scivola e quindi rimessa in gioco a favore della formazione trevigiana, che porta avanti palla con la numero 4 Fabiana Prete. Si ritorna su Sveva Nicola, palla sbagliato questo tiro, quindi nulla di fatto. Si riparte ancora, velocissime quelle di Ragusa dalla parte opposta del campo per guadagnare tempo e campo. Morriconi ancora, Morriconi che fa girare il pallone, poi tutto dalla parte opposta, gira bene la palla per quanto riguarda Ragusa, che va al gancio tentato, non riuscito, e allora può ripartire, o prova quantomeno a ripartire, a riportare palla al di là della metà campo la formazione trevigiana di Conte. Ancora entra Prete e va a riprendersi palla forse la capitana Streri, che però tocca per ultimo il pallone che termina sul fondo, e quindi nulla di fatto. C'è un primo cambio per Ragusa, esce la numero 4 la capitana Chiara Consolini. Ed è entrata
Attenzione, bella questa entrata di Beatrice Stroscio che va a collezionare altri 2 punti sul suo tabellino. 14-9 per Ragusa, prova a replicare Jacquot che cerca l'entrata, non trova il fallo e allora può ripartire. Velocissime Ragusa, velocissima con questa palla, non sceglie la soluzione da 3, poi va sotto, dà il pallone alla compagna di squadra che si è accorta forse tardi del pallone che le stava arrivando, la Narviciute, che non riesce a realizzare, guadagna soltanto una rimessa dal fondo con la numero 10 Beatrice Stroscio. Ancora palla che gira, attenzione, con formazione trevigiana che è un po' in difficoltà sul tiro da 3, è condannata ancora. È ancora lei, è sempre Stroscio che realizza un altro tiro da 3, guadagna poi palla perché la perdono quelli di Treviso e stavano per complicarsi ulteriormente la vita, poi ferma tutto il gioco, ci sono gli applausi da parte del tecnico di coach Mara Buzzanca alla propria squadra, ne approfitta adesso per effettuare e per parlarci sopra Conte per il suo time out e allora vediamo 17-9 il punteggio con la compagine di Ragusa che ha provato ad allungare, sta provando ad allungare 8 lunghezze di vantaggio sulla formazione trevigiana qui nel primo quarto alla Pala Pascale di Treviso, dove Ragusa è chiamata naturalmente alla vittoria per continuare a rimanere nelle zone altissime, dove secondo o terzo posto per la formazione di Ragusa con il Matelica che guida la classifica e quindi staremo a vedere, insomma sono partite importanti per quanto riguarda la classifica dall'alto, ma importanti anche per quanto concerne la formazione di casa che deve, come dicevo in precedenza, cercare di levarsi al più presto se possibile da questa posizione di ultima della classe. Ne ha parlato sopra Conte e adesso la squadra rientra in campo. Le stesse 5 con Jacquot che va alla rimessa in gioco. Allora ci prova Preti a portare palla con palla che arriva. Subito la marcatura aggressiva da parte di Ragusa. Jacquot la dà dentro molto bene, si è liberata molto bene la numero 14 di casa, la Falensic, un buon momento per lei sicuramente, l'abbiamo vista sotto canestro muoversi molto bene e in effetti è andata a segno in 3 occasioni. Adesso invece altrettanto bene con le sue belle finte la numero 18 di Ragusa, ovvero Gabriela Naviciute, che porta altri 2 punti importanti nel bottino di Ragusa. Prova a reagire, a rispondere Treviso, poi c'è un fallo, forse l'arbitro non è di questo avviso. Dalla parte opposta coast to coast con pallone che si perde, sta per entrare un nuovo cambio nelle file del Passalacqua con l'uscita del numero 18 Naviciute e l'entrata appunto del numero 31 Melanie Olodo. Cambio anche nelle fila di Treviso con 2 inserimenti, numero 3 e numero 7, ovvero Benedetta Bocchetti e Marta Buranella, che sono entrate in campo da 3, che non tocca nemmeno il ferro. Strano, perché ci aveva abituato bene Beatrice Stroscio. Palla che termina innocua sul fondo, 19-11 con 8 lunghezze da recuperare per Treviso. Ci prova tutto si è messa in proprio, tutto da sola, si arrabbia Conte perché voleva uno scambio, voleva un gioco con il resto della squadra, invece ha cercato di mettersi in proprio la numero 3 Benedetta Bocchetti, richiamata prontamente da Conte. Cambio ancora di Passalacqua Ragusa, fuori la numero 10 Beatrice Stroscio, un po' di riposo anche per lei dopo aver centrato
po' di canestri importanti in questa prima parte. Bene, è un bel tiro da 3 per quanto riguarda Marta Buranella, che avvicina le sue a -5, 19-14 per Passalacqua Ragusa. Attenzione, Olodo cerca di andarsene, buona la finta, però poi non ci sta e non vuole andarsi a prendere la finta per entrare dentro, invece va a prendersi un rimbalzo molto buono, e ci sono altri 2 punti da segnare per Ragusa. Prete, marcamento aggressivo su Prete del numero 8 Federica Mazza, che commette fallo, e allora Prete ha diritto a rimettere dal laterale il pallone. Trova subito Buranella, anzi è Jacquot che sceglie di entrare, poi si ferma, scarica fuori. Buranella ancora dalla parte opposta tutta, rischia un pochino poi il pallone un po' velleitario. In effetti Conte davanti alla sua panchina predica un po' di calma e di tranquillità per giocare magari con un pochino più di calma e un pochino meno veloci, per cercare di trovare gli schemi migliori. In questo caso non sono riusciti. 7 lunghezze di vantaggio per Ragusa. Entra, poi torna indietro, scarica per la numero 11 Ilaria Morriconi, palla sul ferro, poi ancora Olodo che scarica fuori, cerca il passaggio all'interno per trovare Olodo, va a toccare il piede di una giocatrice di Treviso. Il passaggio della capitana Consolini non riesce, per questo cambio fuori Jacquot, dentro la numero 10 Matilde Baron per Treviso, che getta sul parquet appunto le forze fresche con Baron. E adesso ancora in avanti Ragusa, che taglia tutto il campo, poi errato il tiro fortunatamente per Treviso, e quindi può riportarsi sotto dalla parte opposta per cercare un tiro da 3 non riuscito. Prende il ferro, palla che però ritorna tra le mani delle trevigiane. Allora vediamo se si riesce a concludere qualcosa di buono. In questo caso no, perché c'è stato l'anticipo abbastanza netto di Federica Mazza sulla numero 10 Matilde Baron, nulla di fatto. E allora ancora Prete per Buranella, per Prete ancora, che sceglie di entrare, va a servire sotto canestro una giocatrice di Treviso che subisce un netto fallo. Era Benedetta Bocchetti che va al tiro libero. Ne approfitta intanto per la capitana di casa Streri per parlare con Conte. Mette dentro il primo tiro libero Benedetta Bocchetti. Ancora Benedetta Bocchetti, e mette dentro anche il secondo. Ferma tutto, c'è il cambio per Passalacqua Ragusa. Fuori la numero 6 Ginevra Cedolini, dentro numero 31 andiamo a scoprire, sì, la numero 34, la Josephine Defin, che prova a entrare nel gioco di Ragusa. Buono questo taglio e questo anticipo netto per quanto riguarda la difesa di Treviso. Poi si ferma tutto, torna indietro, fa girare palla, cerca con la massima velocità. Adesso è Conte che chiede di velocizzare il tutto. Buranella per il tentativo da 3 non riuscito, purtroppo il ferro sputa fuori il pallone, e allora ci sono da giocare ancora pochi secondi per andare allo stop del primo quarto, che vede 21-16, 5 lunghezze di vantaggio. Attenzione, entra dentro, becca il fallo e anche il canestro, perché l'arbitro ha fischiato ma ha dato il fallo, e quindi è buono il canestro e c'è il fallo. Andrà dalla lunetta la giocatrice di Ragusa. 23-16 per Ragusa, con Josephine Define che va al tentativo di trasformazione. Primo tiro libero. Buono. 24.
24-16, ritornano ad essere 8 i punti e manca pochissimo. Adesso vediamo se va a beccarsi un fallo. No, non sono fortunati in questo caso. Buranella che tenta il tiro all'ultimo istante. Allora si conclude il primo quarto con il vantaggio di Ragusa 24-16 e quindi sono rimasti 8. Siamo partiti con uno svantaggio subito di 8 punti, sono rimasti tali nonostante le trevigiane si fossero portate sotto in più di un'occasione, portando a 5 punti anche il distacco. Tra poco rientriamo per il secondo quarto. Secondo quarto per la IVMA Treviso contro Passalacqua Ragusa, secondo quarto che sta per iniziare dopo che il primo ha visto la parziale vittoria di 24-16 nel primo quarto appunto per Ragusa. E allora vediamo adesso se le ragazze di Conte riusciranno a replicare, a farsi sotto ancora. Sono riuscite ad andare vicine ad avvicinarsi e a raggiungere Ragusa per poco, insomma 5 lunghezze di vantaggio, con una differenza che in campo si comincia a vedere chiaramente e la si sente anche dalla classifica che vi abbiamo citato e letto in precedenza. Una partita tra alta e bassa classifica, con Ragusa che è intorno alla seconda terza posizione di classifica. Il tiro da 3 intanto di Treviso viene sputato fuori dal Ferro, dalla parte opposta cerca di velocizzare il tutto ma poi è costretta a fermarsi per la buona difesa trevigiana che blocca ancora il tentativo di far girar palla. Sceglie di andare al tiro la capitana Chiara Consolini, non mette dentro il canestro, però guadagna un fallo e quindi andrà in lunetta la capitana Consolini. Primo tiro libero per Consolini, sbagliato. Vediamo il secondo. E questa volta mette dentro il secondo tiro libero dalla lunetta Consolini, la capitana. 25-16, 9 lunghezze di svantaggio per Treviso, con la capitana Streri che porta palla, poi Buranella che viene a riconsegnargliela ancora sulla linea del tiro da 3, che si cerca con insistenza, va in avanti, va al tentativo di andare al canestro non riuscito, e allora riparte in velocità dalla parte opposta a Ragusa con De Fen che cerca di girarsi molto bene. Ancora è lei che va al tiro da 2, non da 3, ma non riesce a scaricarlo in retina e quindi nulla di fatto. Da 3 ci prova e riesce Matilde Baron, ottimo il tiro da 3 che porta a -6 la formazione trevigiana. Paradossalmente queste sono le partite in cui c'è proprio meno rischi, li corre chi non ha nulla da perdere. Brava
Brava De Fin che si gira molto bene, l'abbiamo vista anche in allenamento precedente, appunto l'inizio della gara, che provava questi movimenti e ne avevamo capito che insomma una delle sue caratteristiche, delle sue peculiarità erano queste entrate a rete, entrate per trovare naturalmente il canestro. Streri, la capitana per Buranella, cerca di andarsene, viene bloccata, si getta a terra. Con molto coraggio si è gettata a terra la capitana Elena Streri sulla numero 8 Federica Mazza. Le due hanno qualcosa da dirsi, ci ha rimesso un pochino Streri, che ha preso un colpo sul labbro, pensiamo, perché si sta massaggiando appunto il labbro. Speriamo non sia nulla di grave. Un'occhiata da parte del dottore, intanto non guasta. E allora c'è Stroscio che attende di ricevere il pallone dall'arbitro, può giocare Ragusa, mentre Streri è ancora alle prese con il controllo del labbro. In precedenza ha subito il fallo. De Fin non mette dentro, poi va a raccogliersi ancora il pallone dal rimbalzo, ma ancora una volta Treviso esce indenne dal tentativo di risoluzione da parte di De Fin. Poi si complica ulteriormente la vita con Fabiana Prete, che non trova il passaggio buono, si arrabbia Conte, ne ha ben donde. 8 lunghezze ancora da rimontare con la numero 10 Beatrice Stroscio. Eccola ancora, allora si mette in proprio, cerca la conclusione, poi scarica fuori per trovare il tiro da 3, poi ci ripensa, va dentro, va a canestro e subisce il fallo. Comincia a diventare pesante anche la situazione dei falli, bisogna stare attenti. Rientra intanto la capitana, fortunatamente per lei nulla di grave, anzi, anche se ha bisogno di un fazzolettino per tamponare probabilmente un taglio al labbro. Adesso c'è Stroscio che va a dire qualcosa alla capitana, mette dentro il canestro dalla lunetta e allora 28-19. Ecco la capitana che riprende in mano la sua squadra con Streri ancora marcata a uomo, è il caso di dirlo, marcamento aggressivo. Adesso ci riprova la numero 3 Benedetta Bocchetti, ma anche per lei non c'è spazio e allora devono andare al tiro. Jacquot da 3 non riesce, sputa fuori il ferro, nulla di fatto. 30-19, prova ad allungare decisamente la formazione di Ragusa. Gira palla molto bene e adesso c'è facilità anche per trovare il tiro da 3, in effetti è così, lo va a segnare Federica Mazza. 33-19, secondo quarto qui al Pala Pascale di Treviso. Baron con Streri, ancora Streri, esce fuori a prendersi il pallone Jacquot, poi non vede il passaggio buono e allora va da 3 e lo mette dentro Bocchetti. 33-22, però non si accorge nessuno di questa atleta che era tutta dalla parte opposta, lasciata sola. Fortuna vuole per Treviso che abbia sbagliato il tiro e quindi potrebbe allungare. Nulla di fatto ancora Ragusa da una parte all'altra del campo di corsa c'è qualche errore di troppo anche da parte di Ragusa, però sotto canestro pesano moltissimo le interiezioni. Eccolo qui il tiro da 3 trovato per quanto riguarda Ragusa con la numero 4 Chiara Consolini, la capitana, che porta il punteggio 36-22 nel corso di questo secondo quarto di gioco qui al Pala Pascale di Treviso, dove si affrontano appunto il Passalacqua Ragusa, che è nelle posizioni alte della classifica, mentre
in ultima posizione giù in fondo la formazione trevigiana, che non riesce a trovare continuità per quanto riguarda questo campionato, un campionato difficile, un campionato che, come abbiamo sentito anche durante le interviste a Conte, insomma, è un campionato dove non ti regala niente nessuno. Chiaro è che non puoi magari pretendere di voler far punti contro queste squadre, contro le squadre di alta classifica, quando si tratta di andare a far punti invece con le pari quote, diciamo così, come la settimana scorsa con Alcamo, che era fanalino di coda. Non ci si riesce, quindi quelle sono partite che pesano per quanto riguarda il risultato. Vi ricordo che poi tra l'altro si giocherà in infrasettimanale il 17 di dicembre, perché la gara di 15 giorni fa era stata rinviata proprio perché c'erano le esigenze di nazionali, e quindi non si è giocato, e si giocherà per quanto riguarda Treviso appunto la partita qui alla Pala Pascale il 17 di dicembre. Riparte Streri dalla parte opposta, prova a trovare lo scambio con Jacquot e ci riesce. Invece non riesce il passaggio, si arrabbia un po' Conte con le sue atlete, ancora si mette in proprio, cerca di andare al tiro. Stroscio che poi fa girare il pallone, palla che tornerà, no, decide di mettersi in proprio ancora la numero 18 di Ragusa, Gabriele Naviciucce, quindi nulla di fatto, però palla che viene sputata fuori dal ferro. Il tentativo di Jacquot per cercare di mettere in movimento la Falenzic non riesce, palla troppo alta, palla che termina sul fondo. 36-22 il risultato per quanto riguarda Ragusa, che ha preso decisamente il largo e sta amministrando senza grossi rischi per il momento. Partita che comunque Treviso continua a voler tenere aperta, a voler tenere lì. Vediamo che si lotta anche strenuamente corpo a corpo per quanto riguarda la capitana Streri e la giocatrice numero 18, la Gabriela Naviciutte, che concede un po' di centimetri a Streri. Si riprenderà a giocare con palla dal fondo. Stroscio, la numero 10, Stroscio che va a pescare Moriconi ancora per Consolini, palla che non gira veloce in questo caso, in effetti il conteggio, il conto alla rovescia dalla panchina arriva puntuale, però trova ancora il canestro Gabriela Naviciutte, che porta a 38 il punteggio di Ragusa contro Treviso, che afferma a 22. Ancora Bocchetti che subisce il fallo da parte della numero 11 Ilaria Moriconi. Un bel duello anche questo tra Bocchetti e Moriconi. È la capitana Streri che viene a prendersi il pallone con Bocchetti, che ha chiamato il pallone. Streri ancora, Bocchetti se ne libera, Bocchetti per Streri ancora, Streri per far girare Jacquot. Decide di andare dentro da sola, poi arriva la sirena, quindi nulla di fatto, si ferma il gioco. 38-22 con braccia conserte. Conte guarda un po' sconcertato le sue in questo frangente. È la seconda o terza volta va al tiro da tre intanto, ma non riesce a concretizzare nemmeno Ragusa. Vi dicevo, è la seconda o terza volta che Treviso si fa fermare prima di andare al tiro dalla sirena, quindi qualche difficoltà appunto per trovare il punto giusto. Una bella marcatura quella a uomo che sta facendo la formazione di Ragusa. Bocchetti che va al tiro ugualmente, c'è Bocchetti che rientra con il cambio, rientra Prete al posto di Bocchetti. Stroscio va alla rimessa in gioco, mentre è rientrata la capitana Consolini, è rientrata in panchina.
di prendere un po' fiato. 38-22, nessun problema per Ragusa per il momento in questo secondo quarto, prova a manovrare ancora e a velocizzare il gioco Ragusa. C'è il coach che invita le ragazze appunto di Ragusa a provare l'1 contro 1. Stavolta non è riuscito. Jacquot controlla palla, poi ancora su Streri, la capitana che si sta dando un grande affare, poi senza guardare il tentativo di andare da 3, palla che non va, nulla di fatto, ancora un fallo sotto canestro, l'arbitro lascia correre, Streri invece ha visto il fallo. 38-22. Ed entra proprio il 22, Sveva Nicola per Jacquot che lascia il campo. Prova a giocarla ancora Ragusa e da 3 non riesce, è stata sfortunata Moriconi in questo caso, accompagnata per Buranel, per il numero 7 di casa Buranella, che ha accompagnato la palla, pronto il fischio dell'arbitro che ha fermato il gioco sul 38-22 sull'attacco di Treviso. Adesso ci prova Ragusa ancora, anche qui conto alla rovescia già partito da parte della panchina, ma non ce n'era bisogno, con Ginevra Cedolini che mette dentro altri 2 punti importanti, porta a quota 40 la formazione di Ragusa, con Prete che va a replicare. 24esimo punto per Treviso. Stavo sentendo il coach di Ragusa che sta chiamando le sue, non vuole nessun cedimento di concentrazione e adesso invita la sua giocatrice ad andarsene. Stava protestando con l'arbitro e Stroscio è stata invitata dalla sua allenatrice ad andare via e a lasciare stare con le polemiche. In avanti ancora Bocchetti con una marcatura piuttosto dura da parte della numero 11 Moriconi, che sta lottando. È un gran bel duello quello tra Bocchetti e Moriconi. Adesso ha la meglio Bocchetti, che guadagna tiri liberi. Cambio per Treviso, cambio per la Ivma che manda sul terreno di gioco Baron. Mette dentro il primo tiro libero Bocchetti. Secondo tiro libero ancora Bocchetti. Mette dentro pure il secondo. Time out chiesto dalla formazione di casa. 40-26 nel secondo quarto giocato qui al Pala Pascale di Treviso. 40-26, quindi sono 14 punti di distacco, i punti che Ragusa ha messo tra lei e Treviso. 1 minuto e 20 da giocare per questo secondo quarto, gara che chiaramente, come dicevamo in presentazione di diretta, è una gara che Treviso deve cercare di fare e di giocare per trovare continuità, per trovare naturalmente serenità anche, quindi per trovare la tranquillità di giocare le prossime gare, non certamente queste contro quelle di alta classifica, che sarà sempre più difficile strappare punti, ma giocare le partite e magari cercare di vincere qualche partita importante con le pari quota. Riparte Ragusa con palla tra le mani, impostazione di gioco con De Fine che viene a farsi vedere, guadagna e poi entra in dentro. Il ferro non aiuta la formazione ragusana,
palla ancora trascinata e portata da Buranella. Streri che cerca di trovare la sua compagna libera, la trova ancora, tutto bene dalla parte opposta. Buranella al tiro da 3 non riesce ad andare a canestro e allora l'ultimo tocco è per una giocatrice del Ragusa, per precisamente il tocco di Ginevra Cedolini che mette palla in fuori, e quindi Bocchetti, Baron, Nicola, prova da 3, Baron, è andata bene in precedenza, questa volta no, chiama subito la difesa coach Conte. Si arrabbiano dalla panchina di Ragusa per qualcosa che non funziona in questo tentativo di velocizzare il ritmo. Fallo di piede con palla fermata, quindi ancora 40-26 per Ragusa nel secondo quarto qui a Treviso. Orario di gioco spostato chiaramente, pensiamo anche per favorire il rientro in terra siciliana da parte della formazione di Ragusa, e adesso si arrabbia veramente tanto con Beatrice Stroscio, il coach Buzzanca, che non vuole, da quello che posso capire, non vuole rallentamenti sia fisici che di testa, e quindi vuol tenerle sempre costantemente sul pezzo. Bocchetti ancora Bocchetti per Baron che fa girare, va a prendersi palla Bocchetti che ha un buon tiro da 3, poi il scaraventa dentro, gira bene il pallone, questa volta Treviso, palla che però non viene a concretizzarsi, e sulla sirena per il termine del secondo quarto che chiude qui, quindi per 40-26 ancora Ragusa in vantaggio. Sono 14 punti di vantaggio di Ragusa su Treviso, qui alla Pala Pascale di Treviso per l'appunto. Il secondo quarto termina qui e allora l'intervallo lungo, ci risentiamo dopo di questo.
Pronte per rientrare in campo le due squadre qui al Pala Pascale di Treviso, dove si affrontano Ragusa e la formazione di casa Livma, nuova pallacanestro Treviso. Il vantaggio è di 14 punti, 40-26 per Passalacqua Ragusa, che non ha avuto problemi per amministrare, insomma, questi primi due quarti che abbiamo visto, due quarti che hanno regalato anche delle buone cose per quanto riguarda, se vogliamo, anche Treviso, che ha provato a giocare nel primo quarto soprattutto per rimanere agganciata. Poi l'allungo è stato perentorio da parte di Passalacqua Ragusa e quindi adesso siamo sui 14 punti di vantaggio che naturalmente pensiamo Ragusa cercherà di amministrare nel miglior modo possibile, anche se ho visto che la coach Mara Buzzanca si arrabbia parecchio quando chiaramente chiede alle sue ragazze di rimanere concentrate per tutta la partita, per tutta la gara, per tutto il tempo in cui vengono inserite in campo. C'è stato qualche sbaglio, qualche impostazione sbagliata e Buzzanca si è arrabbiata molto con le proprie ragazze proprio per il fatto che le sta spronando a rimanere concentrate sulla gara. Paradossalmente, vi dicevo, sono partite che possono favorire le squadre che magari hanno meno da mettere in campo. In questo caso non è così, perché Ragusa ha fatto subito capire, insomma, la qualità c'è tutta per un buon campionato di Serie A2, per esempio con Beatrice Stroscio, che è qui pronta alla rimessa in gioco per dare inizio al terzo quarto di gioco, per far giocare per l'appunto la formazione di Ragusa contro la Ivma Treviso. Si gioca 40-26 con palla per Ragusa, che prova a manovrare ancora con il suo numero bene, con il tentativo di andare al tiro da 3 da parte di Stroscio non riuscito. Stroscio che va a canestro adesso per un bel taglio di palla, che in effetti Stroscio ringrazia la sua compagna per questo pallone che è andato proprio a raggiungerla all'interno del pitturato. Jacquot trova liberissima sotto canestro Sveva Nikora, che sbaglia veramente non un rigore ma un calcio proprio davanti alla porta, se mi consentite il paragone calcistico, con nessuno davanti. Conte si è arrabbiato immediatamente, è andato anche, mi pare, a chiedere il time out. Adesso non so se lo chiederà finita questa azione o cosa, vediamo. Con Streri, la capitana, che prova a mettere Pepe alle sue, ancora il pallone sprecato in malo modo, nulla di fatto, non ha richiesto nessun time out coach Conte, mentre continua ancora a prendersela con le sue ragazze la Buzzanca, perché non vuole screzi, non vuole proteste. Fa bene, insomma, perché sono le partite in cui rischi maggiormente queste. Ancora la manovra di Ragusa sotto canestro, si gira bene, poi cerca un passaggio un po' improbabile per Naviciute, che non riesce a concretizzare, e in effetti le viene chiesto di girare il pallone nuovamente, non di andare a pescare subito sotto canestro la compagna. 8 minuti e 16 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso, con Ragusa avanti in tranquillità. Si gira bene, ma ci sono troppi errori, guadagna di nuovo palla e per la terza volta Treviso sbaglia delle realizzazioni sotto canestro che sono veramente inspiegabili. E poi naturalmente vieni colpita, attenzione, con questo pallone recuperato da Streri, che poi non guarda la sua avversaria, si arrabbia un po' con la compagna che gli ha dato il pallone sulla corsa. Ancora per girare il pallone in velocità Ragusa,
deve andare al tiro, si gira molto bene Narciut che niente, raccoglie ancora bene, esce con velocità Prete per Treviso, palla per Streri, il tiro da 3 sul ferro, nulla di fatto, troppo velleitari questi tiri presi con un pochino di ansia. Manovra Ragusa, viene fuori con questo tiro da 3 ancora Moriconi, sbagliato anche per lei. Tutto bene mi pare l'inizio di gara, poi si è un pochino persa, poi anche le rotazioni che ha dovuto effettuare. Gira Treviso con pallone raccolto per girarla ancora, ma Valencic non trova la realizzazione. A bocca asciutta Treviso che non muove quel 26 iscritto a referto. Inizia il conto alla rovescio anche dalla panchina di Ragusa, palla che termina fuori, si arrabbia un pochino la capitana Consolini, palla che viene guadagnata dalla compagine trevigiana. Streri per metterla in movimento, Streri per Prete che porta palla, supera la metà campo, ancora con un passaggio su Valencic, gli ritorna il pallone, Jacquot esce fuori per trovare la linea di 3, ma poi rientra in area, non c'è più il posto e non c'è più tempo per trovare un tiro, ha cercato di tagliare ancora il campo, nulla di fatto, non è contento Conte, gli dà subito il cambio, fuori Valencic, dentro il numero 7 Marta Buranella, e ne approfitta Conte per parlare con Valencic che allarga le braccia. Si gioca ancora con Ragusa, chiama velocità dalla panchina la tecnica Buzzanca, ancora entra il tiro, questa volta è buono e soddisfa Buzzanca. Beatrice Stroscio, 44-26, gira ancora, palla che viene guadagnata fortunatamente per Treviso, con Streri che era andata a complicarsi un po' la vita sotto canestro, non trovando più spazio, non trovando più possibilità di fare nulla. Ha trovato fortunatamente per lei la deviazione, quindi può andare ancora la rimessa in gioco sotto, ma poi viene sprecata in malo modo, riguadagnata palla, però ancora l'ennesimo errore sotto canestro, ed è il quarto o quinto che contiamo, veramente grandissimi errori che poi paghi inevitabilmente. Palla che non si ritrova più la numero 11 Moriconi, perde palla anche Ragusa, con Conte che si limita ad incitare le sue. Streri ancora seguita dalla marcatura di Stroscio, Buranella per Prete che viene dentro, poi viene controllata, fermata, e Valencic che non riesce a raggiungere questo pallone. Momentaccio per l'atleta numero 14 maglia trevigiana Edita Valencic, che non riesce a trovare la via del canestro né da sotto né dai 3 metri né dai tiri da 3. Ancora Ragusa che manovra, prova a girare palla, lo fa molto bene con Stroscio, invita la sua compagna ad andare sotto canestro, poi scaricata fuori per Stroscio, il tiro da 3 va dentro e c'è ancora un incremento di risultato, 47-26, con Streri che riporta subito la palla nella metacampo di Ragusa. Ancora Streri che prova a liberarsi della marcatura, non ci riesce, deve tagliare il campo dalla parte opposta, però marcature perfette da parte di Ragusa, con ancora Stroscio che va
all'entrata e mettere dentro 2 punti facili, 49-26 quando chiama il time out. Naturalmente coach Conte che ferma la sua squadra, vuol parlarci sopra, però qui, signori miei, c'è poco da parlarci in questo caso, perché abbiamo sbagliato l'inverosimile sotto canestro, lo abbiamo visto in precedenza, soprattutto con Falenzic che non riesce ad entrare nella partita vera e propria, e quindi nessun problema per Ragusa che controlla, si è portata, ha allungato di 13 punti, quindi sono 23 i punti di vantaggio che adesso ha la formazione ragusana, che controlla tranquillamente. È una pattuglia tutta al femminile quella di Ragusa, perché ci sono tecnico e aiuto tecnico e poi tutte le ragazze, quindi tutta al femminile la pattuglia di Ragusa che è salita nella marca trevigiana. 49-26 si riprende a giocare nel terzo quarto, 4 minuti e 4 alla conclusione della terza frazione di gioco. Streri tiene Buranella per Prete, attenzione, bisogna andare al tiro da 3, questa volta ci prova Prete, quasi canestro, nulla di fatto, riparte velocissima la giocatrice di Ragusa, la numero 34 Josephine Defin, che viene richiamata subito dalla panchina, insomma, perché forse volevano provare a giocare con uno schema piuttosto che andare da sola fino alla fine. Tiro ancora da 3 che stava per entrare, poi lo getta fuori il ferro e quindi nulla di fatto con Falenzic che fa girare Jacquot per Buranella ancora sotto c'è il pallone deviato dal numero 4, dalla capitana Chiara Consolini, che mette sul fondo, palla che viene rigiocata da Treviso, con il conto alla rovescia che parte dalla panchina per fare attenzione alle ragazze di Conte, nulla di fatto, ancora bloccate, poi la palla viene riconquistata ma il gioco era fermo. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per quanto riguarda Passalacqua Ragusa, che viene a portare palla nella metacampo trevigiana. Si liberano bene, senza grossi problemi, possono giocare in tranquillità. Adesso c'è il fallo di Jacquot. No, viene dato il fallo in attacco del numero 8, mi pare Federica Mazza, quindi c'è Buranella che va alla rimessa in gioco, mentre c'è un cambio con l'entrata di Olodo per Ragusa al posto del numero 18 Gabriella Naviciurie. Palla che viene a favorire il tiro da 3 che questa volta va dentro, e si arrabbia ancora Buzzanca, si arrabbia all'indirizzo di Olodo, che non è andata davanti alla giocatrice trevigiana, non l'ha intercettata, non l'ha disturbata nel tiro. Sono stati 3 punti utili e buoni per Treviso. Si gira, cerca di girarsi i primi 3 con ancora palla riguadagnata da Treviso, con Prete che la fa girare per ritornare ancora su di lei. Il tentativo di verticalizzare è buono, guadagna anche il fallo e guadagna il canestro. Guadagna il canestro. 51-31, sono 20 punti di distacco. Falenzic che rientra Bocchetti e anche il numero 22 Sveva Nicola, e il tiro aggiuntivo va a canestro
32esimo punto per Treviso, 2:17 da giocare al termine del terzo quarto. Prova a puntare ancora, fa girare bene palla Ragusa, ancora per Olodo, fuori, Olodo ancora da sotto canestro, questa volta non sbaglia, e allora 53-32, passa Buranella, Bocchetti chiama lo schema, Bocchetti vede ancora l'apertura, Bocchetti voluta sotto il pallone, poi trova la marcatura e trova anche un canestro da posizione, o meglio con una torsione impossibile, riesce a mettere dentro questo pallone. 53-34 per Ragusa, manovra e gira palla in velocità Ragusa, ed sentite anche in sottofondo come Buzzanca accompagni il giro di palla della sua squadra con un muovila, palla che deve girare, più veloce la fai girare meno dai possibilità alle avversarie di posizionarsi e di andare alla marcatura facile. Tiro da tre ancora sì, questa volta è buona, Matilde Baron trova il canestro da tre. 37esimo punto, adesso controlla, attenzione, non bisogna perderla, c'era forse un fallo sotto canestro, l'arbitro lascia correre, allora Bocchetti che chiama lo schema ancora per andare al tiro con Buranella Bocchetti, attenzione, lei ha un buon tiro da tre, con palla che gira ancora, Bocchetti che allora sceglie di entrare, un altro tentativo di metterla a canestro, palla che però va via veloce, scappa via, e Bocchetti dialoga un po' con la panchina di Ragusa per questa palla che se ne è andata via velocissima. 53-37 per Ragusa nel terzo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso, e perde palla nell'impostazione, errori che non si devono fare, errori che pesano. Fortunatamente per Treviso non realizza Ragusa, e addirittura Olodo va a commettere fallo, si arrabbia un pochino Olodo per questo fallo che secondo lei non c'era proprio. 53-37 con Treviso che riparte ancora con Bocchetti che chiama l'impostazione, marcata sempre da Moriconi. È stato uno dei duelli più interessanti, più belli sotto il profilo del gioco. Bocchetti non riesce a prendersi questo pallone su questo taglio perché c'è stato l'anticipo di Olodo, che poi dopo l'azione precedente, la protesta precedente, viene richiamata in panchina da parte di coach Buzzanca, e quindi va a risedersi in panchina Olodo. Bocchetti non trova un compagno libero, una compagna libera, la trova poi con Jacques, il pallone di Baron che questa volta non va a canestro, riparte o cerca di ripartire, palla che viene fermata lì perché arriva la sirena del terzo quarto, e allora il terzo quarto si conclude con il vantaggio ancora e sempre di Ragusa, 53-37 per Ragusa, appunto il terzo quarto. Tra poco ritorneremo in campo per l'ultima frazione di gioco qui alla Pala Pascale di Treviso.
Rientriamo in campo per la quarta frazione di gioco, quella conclusiva, e allora il punteggio vedete 53-37 per Ragusa, primo quarto 24-16, secondo quarto 40-26, terzo quarto terminato da poco 53-37. Si gioca l'ultima frazione di gioco, l'ultima frazione di questa gara, che si è incanalata chiaramente, insomma, classifica alta per quanto riguarda Ragusa, classifica bassa purtroppo per Treviso, quindi le differenze ci sono tutte, ci sono viste e ci sono state. Ancora Bocchetti, una delle migliori per quanto riguarda la formazione trevigiana, quantomeno una delle giocatrici che sta impensierendo maggiormente la difesa di Ragusa. Attenzione a questo tentativo, ancora Bocchetti che va sotto canestro, viene bloccata con il corpo, poi palla che gira, messa dentro, in caduta il tentativo di provare a segnare di Elena Jacquot, non riuscito, peccato, perché questa volta il taglio era arrivato anche fatto bene, con palla che adesso gira velocissima, Stroscia va dentro, ed è molto brava Beatrice Stroscio, la numero 10 di Ragusa, che porta altri 2 punti importanti, 55-37 per la formazione siciliana, con ancora Bocchetti che prova a mettere ordine. Il tentativo di Jacquot, che questa volta da sotto riesce finalmente a mettere dentro un pallone. 2 punti pesanti, importanti, però attenzione, perché poi dalla parte opposta in velocità si è già posizionata e si è già piazzata Ragusa, con il tentativo di andare dentro. Comincia a -9 a -8 e quindi il tiro non da 3 per Ragusa, 57-39. Bocchetti ci prova ancora, marcatura aggressiva su di lei da parte della numero 11 Moriconi, con Buranella, ancora Bocchetti, il pallone non riesce ad entrare, e allora in velocità e in contropiede dalla parte opposta colpisce ancora Ragusa. Guarda un po' spaesato coach Conte dalla parte delle sue ragazze, con adesso il tentativo di Sveva Nicora di portare in avanti il pallone. Non è certamente una buona serata, un buon pomeriggio per Nicora, e allora fuori Nicora e fuori Buranella, dentro Streri e dentro la numero 14 Falenzic, che speriamo dopo il riposo in panca possa trovare la concentrazione giusta per terminare bene questa partita. Anche dalla parte di Ragusa entra la numero 3 Elena Mallo e fuori la numero 11 Moriconi. Palla che rientra, palla di ritorno, quindi nulla di fatto, quindi la rimessa in gioco con le mani è per la compagine di Ragusa, palla che è ritornata. Si fa vedere bene Stroscio, che chiama la vicinanza della sua compagna per cederle poi palla, taglio molto bello, con il tiro da 3 che però è molto brutto, non riesce, non colpisce nemmeno il ferro. Bocchetti che prova a mettere ordine alla sua squadra, controlla bene, ancora manovra, va dentro Streri, fermata immediatamente con il corpo dalla difesa di Ragusa. Ancora il tentativo di girarsi, questa volta ferma subito l'arbitro e c'è il fallo fischiato a Ragusa. Dal fondo del campo si dovrà ripartire. 59-39, 20 lunghezze di distacco. Bocchetti, ancora Bocchetti bloccata sulla ripartenza, sul tentativo di andare a servire Jacquot. In effetti Bocchetti viene richiamata in panchina per respirare un pochino. È stata sicuramente una delle migliori Bocchetti per quanto riguarda la gara di oggi.
ancora tutto da sola, poi sbaglia e allora Baron che esce con palla tra le mani, fa girare ancora, vediamo se riusciamo ad andare al tiro da 3. Il tiro da 3 c'è stato, però è sballato completamente, nulla di fatto di Streri, subisce il canestro in contropiede e quindi Conte vuole il cambio di 2 giocatrici e addirittura mi pare il time out. 61-39, 61-39. Con Conte che non ha avuto nulla da dire alle sue ragazze, probabilmente non so, per provare a dare un'ulteriore sferzata al quintetto, le ha rimandate in campo senza dire nulla e quindi un momento un po' particolare. Si è sbagliato tantissimo però, 61-39 con palle da sotto canestro incredibilmente sbagliate, incredibilmente fallite, e quando sbagli anche quelle palle lì, insomma, poi devi fare i conti con una squadra che è di alta classifica e che si sta dimostrando che in tranquillità, insomma, porterà a casa una vittoria che permetterà alla formazione di coach Buzzanca di rimanere nelle zone alte della classifica. Streri, vediamo se la sferzata di Conte ha avuto ragione. Può provare a manovrare con questo taglio per cercare Falenzic, non l'ha trovata. Adesso c'è Streri che prova a giocarla, non trova nessuno libero, sia ancora su Falenzic con palla che non riesce ad essere controllata. Non è certamente una buona serata quella di Falenzic, che ha perso veramente l'impossibile. 6 minuti da giocare, 6:17 per la precisione, con Ragusa che vuole fare le cose fatte bene, quindi sta cercando naturalmente, vediamo se dà il fallo. Sì, è andato il fallo in entrata per quanto riguarda appunto la numero 6 Ginevra Cedolini, che guadagna con questa sua entrata a canestro il tiro libero realizzato, il primo. Cronometro fermo, chiaramente come saprete, 6:05 da giocare, secondo tiro libero sbagliato, però aveva ripreso palla la formazione trevigiana, poi c'è stata un po' di confusione, palla che è scappata dalle mani di Ragusa e allora può giocare il tentativo di riportarsi sotto ancora a Treviso con Streri tutto in avanti per Baron per Jacquot, prova a giocarla, non ci sono spazi. Streri, ancora Jacquot che sceglie il tiro da 3, sfiora il ferro con palla che termina sul fondo ed è una rimessa a favore di Treviso. Va Buranella alla rimessa in gioco, Streri dalla parte opposta, ancora Buranelli sulla linea dei 3, nulla di fatto, è uscita, piede ha toccato la linea di fondo, quindi nulla di fatto per la compagine trevigiana e anche per Streri, la capitana, che è l'ultima a mollare chiaramente. Spirito di grande guerriera, però in questo frangente è servito ben poco, palla che è terminata fuori ancora e guadagna una rimessa dal fondo la formazione trevigiana con Streri che guarda l'arrivo delle sue, Buranelli che poi gli ricede immediatamente la palla. Streri
Valenzic, e ancora però con molta difficoltà Jacquot, Valenzic si alza, prova il tiro da 3, questa volta è decisamente sfortunata, non ne ha messo dentro uno, quindi nulla di fatto. Ancora il tentativo di riportarsi sotto da parte di Stroscio, che arriva a sostegno, palla che gira ancora, il tentativo di andare a canestro da sotto, quasi ci riusciva, palla che termina fortunatamente per Treviso fuori. Streri in avanti ancora, palleggio con qualche difficoltà, poi la palla viene ceduta a Jacquot che mette dentro, molto bene per Valenzic che ancora una volta veramente non è serata, non è giornata effettivamente. Rientra Bocchetti, fuori Buranella. Rientrata Bocchetti che cerca di dare velocità, sprint, è sicuramente quella che ha avuto più idee in questa partita. Poi potete anche vedere, insomma, se non gira non gira, come soliamo dire. Valenzic che non è decisamente in giornata e non è la sua giornata quella di oggi. Palla che stava per conquistare Streri, che sta lottando contro Mazzi, poi palla ancora che forse era fuori per Stroscio, l'arbitro lascia correre, gira palla in qualche maniera in grosse difficoltà, poi subisce il fallo, era riuscita ancora a darla. In effetti si sono meritati gli applausi di Buzzanca per la propria squadra, perché effettivamente aveva fatto girare palla in condizioni non sempre ottimali per quanto riguarda i passaggi che le ragazze di Buzzanca avevano dovuto fare, però erano riuscite in ogni modo a girare il pallone da una parte all'altra del campo, e questo è vitale. È rientrata la numero 11 Moriconi con Stroscio. Stroscio, una serie di ottime giocatrici, con Streri che guadagna palla a rimbalzo, può portare la palla dalla parte opposta da 3 e non ci siamo, con i tiri da 3 proprio non ci siamo, nemmeno per Jacquot che non riesce a metterla dentro, poi sbaglia Ragusa. 3 minuti e 15 da giocare con Bocchetti che cerca di mettere ordine. Bocchetti per Baron che prova a ripartire, palla su Jacquot. Bocchetti vede la linea dei 3 ma nulla di fatto, questa volta non la mette dentro, palla che esce ancora portata da Ragusa. Attenzione, vuole muovere palla la compagine di Ragusa, con palla che arriva ad Elena Mallo che la mette dentro per il 64esimo punto, 64-39 per le ragazze di coach Buzzanca. Streri per Bocchetti che alla fine perde palla, però subisce il fallo da parte della numero 11, della numero 10 Stroscio. Bel duello anche questo, insomma, Bocchetti ha avuto vita dura quest'oggi. In effetti si scusano le due giocatrici. Bocchetti su cui ritorna la marcatura di Moriconi che abbiamo visto in precedenza per tutta la partita. Ritorna Bocchetti con palla concessa a Streri per poi ancora Nicola con Bocchetti, ritorna su Streri, Bocchetti ancora sulla linea dei 3 punti, ma palla poi cercata per andare sotto canestro, palla che è andata fuori in malo modo, nulla da fare, nessun accenno di voce da parte di Conte che lascia giocare. Forse ha capito che insomma questa partita ormai è già segnata chiaramente, ma ripeto, non sono queste le partite su cui
dovrebbe o dovrà concentrarsi Treviso. È chiaro che poi andare a perdere ad Alcamo la settimana scorsa è stata bruttissima, perché era una partita da vincere. Bocchetti ancora che oggi è scatenata, prova a girare palla sotto, si libera bene, si arrabbia Buzzanca su Moriconi perché non è riuscito a fermarla, si è girata molto bene, dovremmo dire, la numero 14 trevigiana questa volta, la Falenzec, è riuscita a liberarsi della sua diretta avversaria e adesso ha un tiro libero che purtroppo per lei non mette dentro e purtroppo anche per la squadra, quindi 64-41. Riparte ancora Stroscio dai 3 punti, niente da fare, Bocchetti che perde palla, poi ancora la gira con Moriconi, vediamo, punta da sola, entra dentro, la mette, però non va a canestro e allora esce vittoriosamente bene la formazione di Treviso con Streri che porta palla, Streri che va fino in fondo, guadagna il fallo Streri, ci sono gli applausi che arrivano dalla panchina trevigiana e Streri andrà dalla lunetta, mentre cambio ancora per la numero 11 Moriconi che rientra in panchina. Sbaglia Streri il primo tiro libero e allora ci prova con il secondo va a canestro, 64-42, sono 22 punti di distacco per Treviso. Stroscio, ancora il tentativo di entrare, riesce in qualche maniera a prendersi questo pallone, poi ancora gira molto bene il tiro da 3 che però non va a canestro, nulla di fatto, e allora Stroscio ancora che gira, poi decide di mettersi in proprio, va al tiro da 3 fuori e riesce a conquistare ancora il pallone, la formazione di Ragusa sulla sirena, però guadagna il 66esimo punto e allora stiamo quasi per concludere il match di oggi qui alla Pala Pascale con una sconfitta ancora piuttosto pesante. Bocchetti non mette palla, non mette a canestro, quindi si perde un po' la possibilità di incrementare il bottino. Siamo 66-42, manca pochissimo, anche muore in mano la partita e muore in mano la palla. 66-42 si chiude qui per Ragusa la partita. E anche per Treviso si chiude qui la partita con un'altra sconfitta per le ragazze di coach Conte, che chiudono quindi 66-42, sconfitta con Ragusa che porta a casa dei punti importanti per rimanere lì nell'alto della classifica. Noi scendiamo per vedere di intervistare i due tecnici. Così la libero subito. Allora, noi ci siamo, a posto? Bene. Coach, queste sono le partite più brutte da giocare, no? L'ho vista in effetti, aveva un po' di paura, le ha richiamate sempre sul pezzo. Sì, paradossalmente sono le partite più difficili, che poi insomma si è risolta bene. Ma sono sicuramente quelle partite che ti fanno perdere un po' di concentrazione, perché si pensa che possono essere facili, invece non è così. Però devo dire che noi oggi abbiamo dimostrato carattere, determinazione
sono veramente contenta della prestazione di tutte quante, perché siamo entrate in campo tutte, nonostante tutto abbiamo lasciato a casa 2 giocatrici molto importanti causa infortuni, e quindi bene così. Raccogliete punti per una classifica che vi vede su in alto. Che campionato, ti si è fatta già un'idea di questo campionato? Ma l'idea di questo campionato è che sicuramente non è un campionato semplice, non è un campionato facile, nessuno ti regala niente, e quindi è un campionato molto duro, rispetto all'anno scorso ancora più duro, soprattutto il nostro girone, quindi dobbiamo tenere duro, dobbiamo pensare che non è semplice, però come abbiamo fatto oggi abbiamo dimostrato grande responsabilità e grande determinazione. Sono d'accordo, è una squadra che si è vista in campo ben messa e quindi ha portato a casa quello che doveva portare. Sì. In bocca al lupo per la continuazione del campionato. Grazie a voi. Grazie. Sentiamo anche il coach di casa che arriva ai nostri microfoni. Buonasera coach. Ho visto che agli ultimi minuti li hai lasciate giocare in tranquillità, non hai più niente da dire. Noi in questo momento abbiamo tantissimi problemi nella settimana, nel fare allenamento di numeri e tutto, e lo sappiamo. Non ci possiamo sedere su questi problemi, perché abbiamo anche approcciato secondo me in una maniera abbastanza corretta, abbiamo iniziato a fare delle cose, al primo momento di blocco ci siamo totalmente sgretolate e ci siamo accese poi ogni tanto così a spot. È chiaro che non possiamo finire una partita con 42 punti al netto, ripeto, di tutti i problemi che abbiamo, perché è vero, ci siamo allenati in 7 questa settimana, non abbiamo il ritmo perché comunque se non c'è allenamento comunque non si possono riprodurre alcune cose, si fanno problemi a fare delle cose, non deve essere però ovviamente una scusa nel dire non c'è, è questo, dobbiamo comunque provare a superare questo momento e non sederci da questo punto di vista. In telecronaca ho detto che paradossalmente non sono queste le partite dove dovreste cercare di fare punti. Io ho detto che la partita persa ad Alcamo è pesantissima. Ma Alcamo guarda, l'abbiamo vista, perché certo, onestamente, paradossalmente, per quanto mi riguarda, era più oggi, per come stavamo giocando, per come avevamo approcciato, per se riuscivamo a tenere, che la partita di Alcamo. Alcamo comunque sei fuori casa, c'erano 500 persone a vedere la partita, c'era un bel clima, era comunque fuori casa è sempre difficile. Oggi per come avevamo approcciato, per come loro anche avevano approcciato, poi ovviamente loro hanno preso fiducia e hanno alzato il ritmo, era una partita che oggi fatta su 40 minuti, che è difficile ovviamente, perché poi comunque abbiamo avuto anche problemi di infortuni tutto anche durante la partita, dei risentimenti, e per come l'avevamo approcciato era una partita che si poteva giocare o quantomeno non lasci 24 punti. Sì, sono d'accordo. Niente, qui bisogna, come dicevamo in passato, lavorare, continuare a mettere punti importanti quando si potranno fare, perché saranno pesanti. Ogni occasione, purtroppo, allora il campionato il nostro girone non ha squadre facili, quindi dici tu puoi giocare con questa e puoi far punti. Ogni occasione, loro oggi avevano 2 assenze, sì, ed è giusto dirlo, e avevamo approcciato anche nella maniera giusta, ed ogni occasione non si può pensare che oggi Ragusa, perché Ragusa è una squadra, allora oggi non fa la partita, perché non si può avere questo, assolutamente, c'è questo tipo di ragionamento. Ogni partita deve essere una partita che bisogna mettere l'impegno per provarla a vincere, poi dopo si vede il risultato, però si butta poi tutto dentro. Coach, in bocca al lupo, grazie. Buon lavoro. Grazie. Bene, chiudiamo qui dalla Pala Pascale di Treviso con la vittoria 66-42 di Ragusa sulla IVMA Treviso. Linea allo studio.